Con Luca Valeri, che è stato presentato da Fabio come il suo braccio destro, e questo, insomma, tu hai definito invece questa intervista uno scherzo da prete, però no, ha una sua valenza, ha un suo perché. Fabio va in giro per l'Italia a raccontare che cosa? A raccontare la possibilità di riprendere, soprattutto dai più piccoli, un sistema di allenamento che non è solo ed esclusivamente palestra, ma è scuola di vita. Assolutamente sì, partiamo proprio dai più piccoli per una rieducazione all'attività motoria. È un riprendere anche le regole che diventano sempre più difficili per i genitori attuare, soprattutto con l'attenzione ai bambini con bisogni educativi speciali. È un compito difficile, bisogna essere pronti e preparati perché questi bambini hanno giustamente bisogno di insegnanti capaci, e partendo dai 3 anni, che è la soglia veramente minima per iniziare lo sport, si ricomincia dagli schemi motori per aiutare questi bimbi che ormai nativi digitali a muoversi fanno sempre più fatica. Bisogni che nascono, credo, da molto lontano, no? Perché? Perché probabilmente sono cambiati anche i momenti genitoriali per quanto riguarda l'educazione. È molto più semplice dare un iPad o un telefonino a un bimbo che fa i capricci piuttosto che non insegnarle. Come ha detto Fabio qualche volta, che il no è importante quanto il sì. Assolutamente, è proprio così. Si tende sempre a non usare il no con i bambini, bisogna usarlo poco ma bene. La digitalizzazione è una gran bella cosa, ma per i bambini, ma anche per noi, non fa bene. Bisogna tornare un attimo, fare un passo indietro, tornare alla natura, ai nonni che ahimè non ci sono perché lavorano ancora, che facevano fare esperienze ai bimbi nei campi, nei prati. Voi in Sardegna siete fortunati, avete molto verde. Da noi nelle città un po' più grandi c'è molta difficoltà anche solo arrivare in contatto con la natura, che è uno stimolo incredibile, dove i bambini imparano a rotolarsi, a fare capriola, a lanciare un sasso banalmente, no? Ultimamente incontriamo bambini che fanno fatica anche solo semplicemente a camminare, quindi riattivare tutti quegli schemi motori di base a partire veramente dai 3 anni, c'è un bisogno incredibile, e bisogna tagliare con i device, bisogna un po' tagliare, dire dei no a questi telefonini, ai tablet, meglio una partita a carte, un foglio di carta, dei colori, dei cubetti colorati per fare costruzioni, sviluppa di più la fantasia. Che si annoino i bambini, dalla noia nascono le idee. E il tatami credo che sia il luogo più indicato per riprendere anche quello che è, perché no, la competitività. Quella viene col tempo, diciamo, io più che competitività parlerei di socializzazione. I bambini ormai sono quasi tutti figli unici e fanno fatica a rapportarsi fra di loro. Il judo ti obbliga al contatto ed è una cosa bellissima, la socializzazione attraverso il tocco, l'olfatto, il sentirsi vicini, e nei bambini è innata questa cosa, in tutti noi è innata, il rotolarsi insieme, è bello vederli col sorriso quando fanno questi esercizi.